Alle nostre spalle il cantiere del nuovo stadio Friuli in ristrutturazione. Abbiamo il piacere oggi di incontrare qui l'ingegner Carlo Longhi, che è componente della commissione impianti della Lega Nazionale Professionistica del Calcio Italiano. Ingegnere, si fa tanto parlare, molti scrivono, molti parlano appunto di nuovi stadi, ma si sta lavorando solo qui. Lasciamo quello della Juve che già è finito e sta funzionando benissimo. Solo a Udine le ruspe vanno avanti, le gru continuano a portare su e ad assemblare questo stadio. Sì, ma infatti è eccezionale vedere come si sta lavorando qui a Udine, uno stadio che diciamo, all'inizio del campionato era ancora da definirsi, le cose stanno andando velocemente, molto bene e sta uscendo fuori veramente un qualcosa di eccezionale, uno stadio a portata d'uomo, quello che si cerca di far fare a tutte le altre squadre e si spera che prossimamente altre società seguano questo esempio. Abbiamo sentito nei giorni scorsi anche la Lega di Serie B che sta avendo ottimi risultati come spettatori in questo campionato grazie a delle piazze importanti come per esempio quella di Bari che porta molti spettatori e si diceva appunto dai vertici della Lega di Serie B che con i nuovi stadi ci sarà un incremento ulteriore, ma siamo anche in questo caso purtroppo ancora al teorico. Quando possiamo immaginare che il calcio italiano dopo Torino, dopo Udine, possa essere davvero dotato nella sua completezza di impianti veramente per il calcio? Ma ci sono diciamo, in fase di progettazione diversi stadi di società sia di Serie A sia di Serie B. La Serie B addirittura ha un compreso la famosa B Futura eccetera dove si dà la possibilità alle società di avere dei consigli, di avere delle agevolazioni eccetera e speriamo che si riesca a fare una legge che possa dare la possibilità a tutte le squadre sia di calcio ma anche alle altre attività sportive di poter gestire un loro impianto, di fare un loro impianto nuovo perché ne abbiamo bisogno di farlo e di farlo moderno, di farlo con tutte le caratteristiche che servono per riportare le famiglie, per riportare i bambini. Ho visto nuovi stadi con i giochi per i bambini, con i ristoranti, con altre attività. Lo stadio deve vivere tutta la settimana, lo stadio non può essere un qualcosa che viene vissuto solo per l'evento sportivo. Lo stadio deve essere, abbiamo un esempio, per esempio a Reggio Emilia, lo stadio di Reggio Emilia ha altre attività durante tutta la settimana, supermercati, cinema, ha tante altre belle cose e quindi ci auspichiamo che presto si possa fare un qualcosa affinché gli stadi possano vivere tutta la settimana. Lei ha citato di una legge che non c'è ancora, ha parlato di progetti, quindi siamo ancora sulla carta, fare un progetto non costa nulla, si fa il progetto, poi però purtroppo spesso ci si scontra con la burocrazia. L'esempio però di Udine dimostra che con la buona volontà si può anche abbattere il muro della burocrazia e fare uno stadio nuovo, ristrutturare un vecchio impianto, insomma rendere gli impianti al passo con quelle che sono le esigenze dei tifosi moderni. Sì, ma infatti io chiedo di far vedere questo stadio, far vedere cosa si può fare su un vecchio stadio, rimodernarlo e farlo in tempi, con una tempistica come quella che sta venendo qui a Udine, che è una tempistica veramente eccezionale, uno stadio che sta venendo su e che penso che addirittura per la fine del campionato avrà almeno altri due settori pronti per essere utilizzati, quindi far vedere, propagandare, far vedere che esiste la possibilità di rimodernare uno stadio in poco tempo e farlo diventare uno stadio vivibile tutta la settimana. Lei è stato un arbitro internazionale di grandissimo livello, lo stadio moderno comporta anche, tra virgolette, una pressione maggiore su chi gioca ma anche su chi arbitra, no? Perché c'è un frastuono, c'è l'effetto stadio che davvero può essere il 13° uomo in campo, perché il 12° per antonomasia è il pubblico, ma il pubblico più lo stadio nuovo si può arrivare a 13 giocatori in campo. Sì, ma io dico, nella mia esperienza di circa 200 partite di Serie A ho arbitrato a Bologna dove c'era la pista, ho arbitrato a Napoli dove c'era la pista, a Roma qualche amichevole, a Torino c'era la pista, però quando arrivavi a San Siro dove non esisteva la pista, dove vedevi questo muro di spettatori all'interno dello stadio,
oltretutto ti davano una carica superiore, arbitravi in maniera cercando di non sbagliare nulla, perché era una bellezza vedere questi stadi con le persone vicino e sentire il tifo in quella maniera. Un tifo che caricavano anche l'arbitro, cioè lo caricavano e gli davano quella possibilità di cercare di non sbagliare il meno possibile. Uno stadio a portata d'uomo, quello che si cerca di far fare a tutte le altre squadre, e si spera che prossimamente altre società seguano questo esempio. Abbiamo sentito nei giorni scorsi anche la Lega di Serie B che sta avendo ottimi risultati come spettatori in questo campionato grazie a delle piazze importanti come per esempio quella di Bari che porta molti spettatori e si diceva appunto dai vertici della Lega di Serie B che con i nuovi stadi ci sarà un incremento ulteriore, ma siamo anche in questo caso purtroppo ancora al teorico. Quando possiamo immaginare che il calcio italiano dopo Torino, dopo Udine, possa essere davvero dotato nella sua completezza di impianti veramente per il calcio? Ma ci sono, diciamo, in fase. Alle nostre spalle il cantiere del nuovo stadio Friuli in ristrutturazione. Abbiamo il piacere oggi di incontrare qui l'ingegner Carlo Longhi, che è componente della commissione impianti della Lega Nazionale Professionistica del Calcio Italiano. Ingegnere, si fa tanto parlare, molti scrivono, molti parlano appunto di nuovi stadi, ma si sta lavorando solo qui. Lasciamo quello della Juve che già è finito e sta funzionando benissimo. Solo a Udine le ruspe vanno avanti, le gru continuano a portare su e ad assemblare questo stadio. Sì, ma infatti è eccezionale vedere come si sta lavorando qui a Udine, uno stadio che, diciamo, all'inizio del campionato era ancora da definirsi, le cose stanno andando velocemente, molto bene, e sta uscendo fuori veramente un qualcosa di eccezionale, un qualcosa che viene vissuto solo per l'evento sportivo. Lo stadio deve essere, abbiamo un esempio, per esempio a Reggio Emilia, lo stadio di Reggio Emilia ha altre attività durante tutta la settimana, supermercati, cinema, ha tante altre belle cose, e quindi ci auspichiamo che presto si possa fare un qualcosa affinché gli stadi possano vivere tutta la settimana. Lei ha citato di una legge che non c'è ancora, ha parlato di progetti, quindi siamo ancora sulla carta. Fare un progetto non costa nulla, si fa il progetto, poi però purtroppo spesso ci si scontra con la burocrazia. L'esempio però di Udine dimostra che con la buona volontà si può anche abbattere il muro della burocrazia e fare uno stadio nuovo, ristrutturare un vecchio impianto, insomma rendere gli impianti al passo con quelle che sono le esigenze dei tifosi moderni. Sì, ma infatti io chiedo di far vedere questo stadio, far vedere cosa si può fare su un vecchio stadio, rimodernarlo e farlo in tempi, con una tempistica come quella che sta venendo qui a Udine, che è una tempistica veramente eccezionale, uno stadio che sta venendo su e che penso che addirittura per la fine del campionato avrà almeno altri 2 settori pronti per essere utilizzati, quindi far vedere, propagandare, far vedere che esiste la possibilità di rimodernare uno stadio in poco tempo e farlo diventare uno stadio vivibile tutta la settimana. Lei è stato un arbitro internazionale di grandissimo livello. Lo stadio moderno comporta anche, tra virgolette, una pressione maggiore su chi gioca, ma anche su chi arbitra, no? Perché c'è un frastuono, c'è l'effetto stadio che davvero può essere il... Di progettazione diversi stadi, di società sia di Serie A sia di Serie B. La Serie B addirittura ha un compreso la famosa B Futura, eccetera, dove si dà la possibilità alle società di avere dei consigli, di avere delle agevolazioni, eccetera. E speriamo che si riesca a fare una legge che possa dare la possibilità a tutte le squadre, sia di calcio ma anche alle altre attività sportive, di poter gestire un loro impianto, di fare un loro impianto nuovo, perché ne abbiamo bisogno di farlo e di farlo moderno, di farlo con tutte le caratteristiche che servono per riportare le famiglie, per riportare i bambini. Ho visto nuovi stadi con i giochi per i bambini, con i ristoranti, con altre attività. Lo stadio deve vivere tutta la settimana, lo stadio non può essere